Per me non solo vanno abolite le province e per ora è inutile ricostituire 2500 poltrone con l'elezione diretta o dargli più poteri se non sono in grado neanche di gestire i poteri che hanno, ma vanno aboliti anche gli ATO, gli ambiti territoriali ottimali. Quindi l'abolizione delle province è solo l'inizio di quello che dobbiamo fare per semplificare questo Paese. Sullo scontro tra Di Maio e Salvini in merito all'abolizione delle province, di cui si parla ormai da troppo tempo, interviene anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con un chiaro messaggio al governo. Bisogna efficientare lo Stato, dobbiamo efficientare lo Stato partendo dagli esempi positivi. Nella città metropolitana di Venezia oggi il debito pubblico è zero. Grazie ai cittadini, a tutti quelli che ci hanno aiutato in maniera trasversale ad arrivare a pensare al cittadino e ai suoi obiettivi. Debito zero, soldi per poter fare le cose, per mettere a posto le scuole, le strade e a operare sull'ambiente, che è uno dei grandi temi che i giovani ci chiedono. I ragazzi devono pensare che a Venezia si può trovare il proprio futuro, restino a Venezia perché questa è l'opportunità del futuro. Ma se sull'abolizione delle province Brugnaro mantiene una linea neutrale, più netta la posizione sul tema dell'autonomia, su cui il Veneto merita una risposta. È un'autonomia che è a beneficio di tutta l'Italia. Dobbiamo spiegarlo all'Italia che chi ha le ali per volare è giusto che voli perché può trainare tutta l'economia. Dobbiamo girare, io e Zaia, per tutta l'Italia, probabilmente a spiegare quanto utile sarà l'autonomia per tutta l'Italia, non per il Veneto. L'autonomia non è mica una cosa contro qualcuno. Autonomia vuol dire leggerezza, vuol dire vicinanza al cittadino. Autonomia è una cosa importante. L'autonomia non è contro qualcuno, ma è a favore di chi può tirare di più, può dare di più. Bisogna affrontare il quadro in maniera più ampia. Il Veneto ha dato, i cittadini del Veneto hanno dato un grande riscontro democratico. Bisogna dargli una risposta seria, non si può far finta di niente.